Negli ultimi giorni su Canicattì si è detto tutto, troppo, e spesso senza raccontare davvero cosa è accaduto. Io voglio guardare i cittadini negli occhi, come ho sempre fatto. Quello che è successo, lo sappiamo tutti, nasce da un controllo delle forze dell'ordine, che ringrazio ancora, che hanno fermato un autobottista irregolare, senza patente e senza poter dichiarare la provenienza dell'acqua che stava trasportando. Da lì è emerso un problema che non nasce oggi, non nasce neanche ieri, nasce da decenni. A Canicattì, come in tante realtà del sud, una condizione di irregolarità è diventata nel tempo normalità, è diventata abitudine, è diventata anche sopravvivenza, ed io questo lo comprendo. Comprendo che per anni molte famiglie abbiano vissuto così, comprendo che il sistema sia stato fragile, comprendo anche che il cambiamento faccia paura. Ma noi siamo migliori di tutto questo. Io sono una di voi, vivo questo territorio, conosco le difficoltà, conosco le ingiustizie accumulate nel tempo. E proprio per questo so che il cambiamento passa sempre da una fase iniziale complessa, scomoda, anche difficile, ma va fatto, perché oggi circa il 50% della popolazione non è regolarmente allacciata alla rete idrica, pur usufruendo del servizio fognario e di depurazione H24, e chi è regolarmente allacciato riceve l'acqua a turnazione, come previsto dal sistema attuale, e nei giorni in cui non è previsto il turno viene garantito il servizio sostitutivo tramite autobotti accreditate da AICA. L'acqua consegnata tramite queste autobotti non è assolutamente un doppio pagamento, viene contabilizzata ed inserita regolarmente in bolletta come normale consumo. Ed io sto lavorando ogni giorno per ridurre le turnazioni, aumentando la portata idrica e investendo sulla rete, perché l'obiettivo finale è arrivare nel tempo ad una distribuzione stabile e continua H24. Questo è il lavoro che stiamo facendo per voi cittadini. Oggi però accade una cosa molto semplice. Alcuni pagano per tutti e questo non è giusto e noi non possiamo accettarlo. Noi dobbiamo essere onesti in questo. Abbiamo dato 4 punti di carico agli autobottisti regolari, abbiamo garantito il servizio agli utenti in regola, seppur turnato, e garantito il servizio a chi presenta domanda di regolarizzazione, anche semplicemente protocollandola. Ogni giorno 250 persone circa vengono ai nostri sportelli per mettersi in regola o inviano una PEC. Questo è il segnale più potente. Significa che la città ha capito, significa che i cittadini vogliono cambiare, che la strada è quella giusta. Ma io non mi fermo qui. Io non voglio fermarmi qui. Quindi la prossima settimana sarò a Roma, al Ministero, in seguito all'ordine del giorno che è stato approvato alla Camera, e porterò relazioni tecniche, porterò progetti non finanziati, porterò il fabbisogno reale della rete idrica in questo territorio, porterò la richiesta di fondi per aumentare le manutenzioni e ridurre definitivamente le turnazioni, ma porterò oggi anche una proposta chiara, un fondo dedicato per accompagnare l'emersione del sommerso. Chiederò che lo Stato aiuti i cittadini con ISEE basso a coprire i costi di allaccio e contrattualizzazione, perché chi vuole mettersi in regola non deve assolutamente essere lasciato solo. Io sono al fianco dei cittadini onesti, di quelli che vogliono fare la cosa giusta, di quelli che pagano la bolletta o che vogliono pagarla, di quelli che oggi stanno venendo agli sportelli per regolarizzarsi. La legalità non è assolutamente una punizione. La legalità è la condizione per pagare tutti meno e avere un servizio migliore. AICA è un circuito, non dimentichiamolo. Se tutti pagano possiamo investire. Se possiamo investire possiamo ridurre le perdite. E se riduciamo le perdite, riduciamo i turni. Se riduciamo i turni, cresce la qualità della vita. Io sono stata chiamata per risanarla questa azienda. E il risanamento passa anche da qui. Non contro i cittadini, ma con i cittadini. Non contro la città, ma per la città, e non contro chi ha sbagliato, ma per costruire un futuro diverso. Io sono al fianco dei cittadini onesti e sono al fianco di chi oggi decide di diventarlo. E insieme possiamo cambiarla questa storia. Non è facile, lo so, però è giusto.